Siamo con Giuseppe De Bernardo al termine di uno strepitoso e divertentissimo Cotton Club Checco dello Scapicollo. L'episodio, diciamo, a microfoni spenti vi ha condannato un 1-0 che comunque parla di due squadre che si equivalgono. Sono due squadre che puntano a vincere, si è visto oggi in campo grossi valori. Ecco, stavo dicendo prima l'episodio, noi il tiro, pallo interno esce fuori, loro lo stesso tiro entra dentro, poi ci sono state le occasioni da una parte e l'altra, due grosse squadre, faccio i complimenti a loro, è stata una bella partita veramente. Sinceramente oggi c'è poco da recriminare, forse un po' di concretezza lì davanti, però alla fine anche loro comunque hanno segnato appunto su un episodio. Sì, no dai, le occasioni le abbiamo avute, l'importante è quello, poi è stato bravo pure Santarelli a fare 2 o 3 belli interventi, soprattutto il primo tempo su Parroni lì, però ecco, i portieri ci sono per parare, quindi va bene così, dai. Il campionato è lungo, è una battuta d'arresto, oddio, fa male perché perdere contro di loro non ci andava, ecco, pure un pareggio potevamo andare bene, però ecco, abbiamo perso, si va avanti, si ricontinua e via. Appunto, l'ultimo e ti lascio andare a fare la doccia, ai fini del campionato non sono certo questi 3 punti che possono creare problemi al Checco dello Scapicollo nella sua corsa verso la vetta. Assolutamente no, anzi abbiamo ricominciato bene il girone di ritorno, una battuta d'arresto ci può stare contro una grossa squadra come questa, siamo pronti a ricominciare dalla prossima partita e via. Ok.